Fede, devozione e commozione ieri in via Sant'Angelo a Favara in occasione della celebrazione eucaristica presieduta dall'arciprete di Bivona Don Alessandro di Fede Sant'Angelo e fortemente voluta dalla signora Silvana Costa. La Santa Messa, che ha visto per l'occasione il ritorno in città dell'ex parroco della chiesa dell'Itria, è stata dovuta a un ex voto, ovvero a una promessa fatta dalla signora Costa alla Madonna per una grazia ricevuta. Collocata nella piazzetta, la statua nell'iconografia della Chiesa Cattolica rappresenta la Madonna dei Miracoli. Molti i fedeli presenti che hanno partecipato alla funzione hanno applaudito alla scopertura dell'effigie sacra. Io ho pregato tanto la Madonna, avevo bisogno, fatto una grazia, una dei miei figli, c'era un problema da cui ho sperato tanto. Una volta è andata male, la seconda volta gli ho detto alla Madonna: tu mi devi fare questa grazia. L'ho raccolta porta per porta e poi piano piano, con il tempo che mi hanno dato il permesso, mi è andata in porto che la Madonna ora qui, grazie alla gente. Io ringrazio la Madonna tanto, ci tengo tanto. E abbiamo sempre fede perché la Madonna ci deve credere. Grazie. Mia figlia ha un bambino che la Madonna ha fatto la grazia, ha avuto un bel bambino, ora ha 2 anni e mezzo, da cui ne fa disperare a tutti. Sono venuto da Bivona per vivere questo momento di fede insieme a questo popolo di Favara che crede nel Signore Gesù e ha questa profonda devozione nei confronti della Vergine Maria. Abbiamo benedetto questa statua della Madonna dei Miracoli, che diventa la statua di tutti quanti amano Maria e passano da questo luogo e guardando lei vogliono imitare il suo esempio di serva del Signore. Sono contento di aver fatto questa esperienza. Sono contento perché l'ho fatta con un popolo che continua ad amare, continua ad avere nel mio cuore e per il quale continuo a pregare ogni giorno. Un caro saluto a tutti e buon cammino di fede con il Signore Gesù e Sua Madre Maria. Per l'occasione era presente anche il primo cittadino di Favara che ha promesso ai fedeli l'intitolazione di questo spazio urbano proprio alla Madonna dei Miracoli. Nonostante l'aria di festa non è mancata però qualche lamentela tra i presenti. Alcuni residenti del quartiere ci hanno infatti raccontato di aver dovuto eseguire in proprio la pulizia della piazza in vista della manifestazione. La città di Favara quindi si dota di un nuovo spazio di raccoglimento dove chiunque può recarsi a pregare.